Centinaia di piccoli e medi imprenditori, rappresentanti di realtà provenienti da tutta Europa e non solo, si sono ritrovati a Palermo per rendere concreta una missione per la crescita. Mission for Growth ha fatto tappa in Sicilia con il convegno Business to Business tenutosi a Villa Amalfitano. Imprese, spin-off, start-up, poli di ricerca e innovazione, università, centri tecnologici hanno così potuto ricercare accordi commerciali e di innovazione tra le PMI siciliane, quelle europee e non europee, attive in alcuni settori chiave per la crescita e lo sviluppo. Agroalimentare, bio, industria marittima, nautica e pesca, energia intelligente, artigianato e ceramica, solo alcune delle branche di sviluppo da alimentare. Settori sui quali investire risorse anche per permettere alla produttività della regione di rimettersi in carreggiata. L'artigianato è la base fondamentale per lo sviluppo innovativo e tecnologico del tessuto industriale della Sicilia. Senza l'apporto e l'avvio da parte delle imprese artigiane non possiamo parlare neanche di filiera. Quindi nella filiera produttiva c'è la piccola e la media impresa, anzi la micro e la piccola e media impresa del settore dell'artigianato che si coniuga bene con tutte le altre forme industriali che vivono in Sicilia anche grazie all'apporto dell'artigianato. Penso che siano delle iniziative fondamentali per creare l'opportunità e l'occasione di incontro tra imprenditori di diversi paesi. È lì dove poi nascono degli interessi reciproci di collaborazione sia per la commercializzazione o, come nel nostro caso, anche per lo sviluppo. Ritengo che questa sia un'occasione da ripetere.